Buonasera a tutti, benvenuti a Sottoscala. Questo incontro oggi si tiene sul tema della musica romantica. Siamo passati dal classicismo, dalla musica barocca e del classicismo italiana che invade l'Europa e il mondo con lo stile italiano. Qui ormai siamo invece molto più avanti. Siamo in questo caso in Inghilterra e la musica di Purcell, Leigh Garland, compositore poco conosciuto, però questo è uno dei pezzi del romanticismo inglese più eseguiti, è a 8 voci. Ecco, chi riesce a guardarsi una partitura di questo compositore, in particolare questa e altre composizioni, noterà che questo era un compositore che amava molto ricominciare a scrivere con uno stile che fosse un po' antico. Questo perché in Inghilterra, nel periodo romantico, nel primo romanticismo, Purcell, vi dico le date, nasce nel 1795 e muore nel 1856. È un amatore come compositore, non lo fa di professione. Scrive musica per gusto personale, ma fonda un'associazione proprio di musicisti e promuove la musica. Si rifà a un'idea, diciamo, neoclassica, e quindi è ancora collegato al classicismo, è ancora collegato a un'idea, diciamo, della musica che ancora non è turbata dallo Sturm und Drang, che sarà invece tipico della musica tedesca, e che porterà a un'idea di romanticismo totalmente diverso. Ecco, in Inghilterra probabilmente in questo periodo si va ad ascoltare musica di tutti i tipi, ma ci si concentra molto sull'equilibrio della scrittura contrappuntistica. E infatti altri compositori, ora vi faccio sentire Stanford, Charles William Stanford e anche Charles Huber Parry. Vi faccio sentire alcuni pezzi di questi compositori. Chi sa di coro li conoscerà certamente. Sono ad esempio The Bluebird, un pezzo bellissimo di Stanford, oppure anche dai tre motetti latini, opera 38, devo leggere perché non mi ricordo tutte queste cose, il Beati Quorum Via a 6 voci. Sono tre motetti bellissimi, di cui il Beati Quorum Via è certamente il motetto più interessante. Vi faccio sentire, ecco, alcuni di questi brani per capire come comunque i compositori inglesi nell'Ottocento si avvicinano al tema romantico, al romanticismo, ma in modo differente, Questi sono i King Singers che cantano The Bluebird. Immaginate che questi pezzi erano cantati nelle prime società corali inglesi. In Italia le società corali non nasceranno almeno per altri 50, 60, forse 100 anni. In Inghilterra c'è una tradizione diversa e le società corali invece sono parte proprio della cultura sociale di alcune comunità. Ecco, i compositori nel Settecento e nell'Ottocento in Inghilterra si avvicinano a queste società e scrivono per i cori di queste società corali, società musicali. Un altro brano invece, questo nasce per la musica da chiesa, Beati Quorum Via. È un pezzo a 6 voci. È un pezzo che testimonia come Stanford fosse veramente legato all'idea del contrappunto e della musica antica. Scriverà anche un Magnificat che sembra ripercorrere il Magnificat di Bach, un Magnificat per doppio coro che sembra ripercorrere Singet den Herrn, il mottetto per doppio coro di Bach. Ecco, il romanticismo forse l'abbiamo sentito più su Bluebird, i colori del romanticismo, le inflessioni tipiche armoniche, però nella musica sacra in particolare il compositore Stanford si rifà a modelli antichi.
Parallelo a Stanford, Charles Huber Perry, compositore con cui sarà anche un po' in competizione nel mondo londinese, scrive anche lui moltissimo per coro, tante sinfonie. Vi faccio sentire un brano per l'incoronazione della regina Elisabetta di Perry, I Was Glad. Ancora oggi si suona e si canta questa musica per le cerimonie di incoronazione. Lo scriverà solo per orchestra, qui ora arriva anche il coro. Ma come Stanford, anche Perry vive il contesto musicale della società londinese e quindi scrive molta musica per cori in inglese, pochissima è quella in latino o di riferimento sacro. Insegnerà ad Oxford. Questo è un anthem che fa riferimento agli anthem di Purcell e di Handel. Ecco, tra Stanford e Perry ci sono delle storie sulla loro convivenza e sulla loro competizione per riuscire ad avere un ruolo importante come il compositore più noto, più importante dell'epoca. Perry avrà un ruolo come didatta e verrà preso modello da Elgar e da altri compositori come Vaughan Williams. Di Elgar, di Vaughan Williams e poi anche di Holst ne parleremo in un altro momento, andremo più verso nel passaggio tra l'Ottocento e il Novecento. Vi faccio sentire un ultimo pezzo di Perry e poi passiamo invece alla musica francese. Un pezzo bellissimo che parla del suono e della musica. Music when soft voices die. Perry nasce nel 48 e muore nel 18 e Stanford nasce nel 52, 852 e muore nel 24, quindi due vite parallele di due grandi compositori inglesi che, come sentite, si avvicinano ai temi del romanticismo a livello musicale, sonoro, ma fanno riferimento anche alle imitazioni, ai movimenti della musica antica, un po' come in Germania farà Brahms. Chi conosce Elgar e chi conosce ad esempio Holst, i pianeti, non potrà non vedere una connessione tra questi compositori inglesi e poi il futuro che si apre nella musica della Gran Bretagna, che poi porterà a forse il più grande compositore dopo Purcell inglese, che sarà Benjamin Britten, ma di questo ne parleremo un'altra volta. In Francia cosa succede? Abbiamo detto la settimana scorsa che in Francia nei primi dell'Ottocento ci sono due grandi italiani, in particolare uno che è Cherubini. Poi arriverà anche Rossini, proprio a far vedere a questi francesi quanto gli italiani producevano musica di qualità. L'altra volta abbiamo sentito una cosa di Rossini e anche di Cherubini, però cominciamo a parlare anche di cosa accade in Francia in quell'epoca. Ettore Berlioz diventa nell'Ottocento, nasce nell'802 mi sembra, guardate, nell'803 e muore nel 69, diventa pian piano il più importante compositore francese vivente. Anche in Francia c'era l'opera, come in Italia, i grandi come Meyerbeer e altri compositori componevano il Grand Opéra per i teatri francesi, ma noi parliamo prevalentemente di musica sacra e vi faccio sentire di Berlioz non ci sono molte opere corali, alcune cose ci sono, però nei suoi oratori ha scritto delle pagine corali bellissime e vi faccio sentire questa. Eccola. Questo clima pastorale è perché siamo... Sentite che è una pastorale... Per tradizione, da quando Corelli ha scritto il concerto grosso per la notte di Natale, con la pastorale in 12 ottavi, il tema pastorale è sempre realizzato così. Come tu scegli le stelle. Ecco, nell'Enfance du Christ
inserisce questo pezzo corale in cui l'orchestra accompagna, sostiene, ma il coro è protagonista. Molte volte userà il coro come protagonista, ma Berlioz lavorerà con il coro un po' come se lavorava nell'opera, cioè come massa, e non si avvicina molto alla scrittura corale, invece a cappella. Scrive alcune cose ma non molto. Chi scrive un po' di più, sempre in Francia, è Charles Gounod, che ha scritto molte messe, brani anche per coro, tante altre cose. Molti di voi lo conoscono per l'Ave Maria, ma ecco, l'Ave Maria è una piccolissima cosa, una piccola melodia bellissima che ha aggiunto sopra al preludio di Bach in Do maggiore. Questa è la sua Missa Brevis, numero 7. In Francia, da Couperin, quindi dal 700 in poi, inizia la tradizione delle messe delle parrocchie, messe semplici, messe brevi. Questa messa dura 15 minuti, completa, con chiaramente le parti molto suonevoli. Spesso sono per organo e coro o per piccola orchestra e coro. Rimarrà dello stesso tipo di funzione anche il Requiem di Fauré, che avrà varie versioni orchestrali, e perfino il Requiem di Duruflé sarà con questo tipo di differente organico sulla base della differente ampiezza della chiesa che doveva prevedere l'esecuzione. Come Charles Gounod, un altro francese, Léo Delibes, scrive un'altra Missa Brevis diventata molto famosa per due voci, in genere nella versione per organo, qui con gli archi. Molti di voi probabilmente la conoscono perché è eseguita dai cori di bambini e anche dai cori femminili. Questa è una versione invece con il coro misto e l'orchestra. Ecco, sentite che anche il mondo francese, soprattutto per quello che riguarda Gounod, anche Franck, che arriverà dopo, si avvicina al suono, ai colori dei suoni, ai nuovi colori, ma a livello di scrittura, a livello armonico e a livello anche di teatralità della scrittura e di articolazione della scrittura, rimane abbastanza legato all'idea contrappuntistica. Infatti i francesi saranno considerati importanti contrappuntisti. Infatti ancora oggi si studia, forse guardando un po' troppo al passato, però si studia ancora contrappunto su manuali scritti in Francia, tipo il Dubois. Ecco, comincia ad avvicinarsi un'idea diversa di suono nella seconda metà dell'Ottocento. Berlioz scrive delle cose mastodontiche, delle operazioni musicali anche gigantesche, con 1000 strumentisti e coristi. Il suo Requiem è enorme, difficilissimo da eseguire per la quantità. Ecco, però nasce proprio sempre di più il senso del suono, del timbro, cosa che invece in Germania nasce molto più tardi, perché i tedeschi lavorano molto di più sull'aspetto dell'armonia, della scrittura, della densità dell'armonia. Ecco, in Francia pian piano avete sentito come si va a cercare dei colori diversi, un'armonia più semplice ma dei colori diversi. E un altro passaggio è Camille Saint-Saëns. Chi di voi non conosce il Carnevale degli Animali se lo vada a sentire, è un'opera molto divertente e buffa di Saint-Saëns, per tanti strumenti, in cui prende in giro gli animali e gli strumentisti, un po' come Banchieri aveva fatto con il contrappunto bestiale alla mente. Vi faccio sentire di Saint-Saëns Calme de Nuit. Ascoltate i bassi che partono e c'è un'idea di suono che ormai sta andando da un'altra parte. Quando tieni delle note così ferme e non succede molto a livello di contrappunto e neanche di ritmo, vuol dire il compositore che stai puntando su altri temi. In questo caso è proprio il colore. E il testo stesso, la scelta di un testo che possa mettere in evidenza i colori, un po' come Stanford aveva fatto con The Bluebird e tanti altri brani in inglese. Questo è in francese. Farà qualcosa di simile anche Berlioz, però non arriverà a questi colori che cominciano a farci sentire cosa sarà Fauré, ma anche Debussy.
la staticità diventa un elemento su cui si può basare un pezzo, perché si aggiungono nuovi elementi musicali come il colore, il timbro, la densità. Quindi una cosa può essere anche statica come questo calme de nuit, calma della notte, ma colorata di suoni, di nuovi timbri. Allora, Saint-Saëns nasce nel 1935 e muore nel 1921, scriverà dei bellissimi concerti tipo il concerto per organo e orchestra, scriverà tantissima musica. Quando nasce Saint-Saëns in Francia c'è l'ormai arrivato e star mondiale della musica che è Rossini. Noi a volte pensiamo Rossini 700, però dobbiamo pensare che Rossini arriva a toccare pienamente tutto l'Ottocento, anche se non si riconosce nello stile del romanticismo, quello di cui proprio stiamo parlando oggi. Non è uno stile antiromantico quello di Rossini, però questi compositori, come anche gli inglesi, alcuni dei francesi e altri compositori, non si riconosceranno in quello che oggi noi sappiamo essere il romanticismo. Il romanticismo tedesco è una cosa, ma poi tutto intorno, in altre nazioni, c'erano altri percorsi. Ecco, Rossini non si riconosce da presto, da subito, con l'arrivo nell'Ottocento di questi nuovi modi di esprimere attraverso la musica i sentimenti, e diciamo pian piano si limiterà sempre più a scrivere brani. Vi faccio sentire però alcune cose che ha scritto, come O Salutari Sostia, che ho fatto già sentire ma che è un pezzo straordinario. In questo caso una versione del mio amico To Ban Sheng, coro di Singapore. Mando un po' avanti. E ascoltate. Anche questo, chi non lo conosce, se lo ascolti, anche in questa versione dei Raphael Singers, To Ban Sheng, Rossini o Salutari Sostia. Ci sono i contrasti tipici del romanticismo, però qui c'è la linearità ancora della musica del Settecento. Le arcate sono ancora quelle del Settecento. Sempre Rossini si dedica anche al coro femminile, questo un po' precedentemente, in italiano e anche in francese, per coro femminile. Ascoltate un po' e poi vi dico di cosa si tratta. Pianoforte, coro femminile. Questa è la versione francese, la fede, la speranza e la carità. 3 pezzi per coro femminile che nascono in francese ma sono cantati anche in italiano. Il testo è perfettamente in ritmo sia in francese che in italiano. E questa è musica che ci dà l'idea del Settecento, Schubert forse, il periodo 800. Ecco, quando nasce Saint-Saëns in Francia, questo grande italiano gli fa sentire il suo modo di scrivere, che rimane alto, non entra nei quei sentimenti. Questa esecuzione non è un granché, però di un coro francese mi faceva piacere sentire proprio la pronuncia loro. Ora, cosa accade? Che Rossini è in Francia, ma in Italia sta accadendo tanto, c'è tantissima musica operistica, l'ambito corale non ha molta produzione, anche se ci sono opere corali di Donizetti, di Bellini, di altri compositori che scrivono per coro, quasi sempre con orchestra, però c'è un altro grande italiano che proprio con il coro femminile scrive un brano che è un capolavoro, che è Giuseppe Verdi. Ormai siamo arrivati a fine Ottocento e a un certo punto anche lui, preso da rivoluzioni interne, sonore e interiori, scrive i 4 pezzi sacri. Nei 4 pezzi sacri ce ne sono 2 a cappella. Uno poi sarà, invece, che non fa parte dei 4 pezzi sacri, che sarà il Padre Nostro, sul testo di Dante, e però non fa parte dei 4 pezzi sacri. Nei 4 pezzi sacri ci sono altre 2 cose. Uno è un testo di Dante
che è vergine, madre, figlia del tuo figlio, quindi parla di Maria, e sempre di Maria è un'Ave Maria su scala enigmatica. Allora, ascoltiamo prima il pezzo per coro femminile, Vergine, madre, figlia del tuo figlio. Laude alla Vergine, nella versione di John Elliott Gardiner con il Monteverdi Choir, un disco, ce l'ho anch'io, un po' vecchio, ma bellissimo. Diciamo che forse Verdi si era stancato anche di essere considerato un compositore che non sapesse scrivere un certo tipo di musica, e nella parte fine della sua vita scrive un quartetto che non ha nulla da invidiare ai grandi quartetti di Brahms o di altri compositori di fine Ottocento, e si collega, facendo però un salto importante, alla musica antica, perché qui c'è tanto rinascimento, tanto rapporto con la parola, con Rossini, quindi l'Italia, ma guarda verso il futuro. Il rapporto con la parola è importantissimo per Verdi. Poi vedremo l'ultimo brano, che sarà l'Ave Maria, come lo trasfigura, diventa una cosa totalmente nuova. Però prima di far questo, ascoltiamo un altro compositore, che vive in Italia tra il 1860 e il 1980, a vari tratti viene in Italia. Franz Liszt, un altro non tedesco, anche se diciamo, di cultura tedesca, perché è ungherese, ma la cultura è quella, diciamo, centroeuropea, però ha una crisi mistica e viene a vivere e a lavorare, a comporre a Roma per alcuni anni. Qui scriverà opere sacre importantissime, diventerà, come lo chiamerà il Papa, il mio Palestrina, cioè sarà considerato il compositore di riferimento per la musica sacra di quell'epoca, e sicuramente le influenze armoniche che lui porta nella musica sacra sono determinanti anche per far scaturire in Verdi, che già conosceva le opere di Liszt, ma anche quelle di Wagner, il desiderio di anche dedicarsi alla musica sacra in modo particolare. Ora vi facciamo sentire l'Ave Maria di Liszt. Ascoltate anche in questo caso la staticità. Vi lo faccio risentire perché chi conosce la musica si rende conto che parte con una nota, ci fa pensare a una tonalità, poi aggiunge un'altra voce, ci fa pensare a un'altra tonalità, poi aggiunge un'altra voce, ci fa pensare ancora a un'altra tonalità. Questa è la grandiosità della staticità di cui parlavamo prima per Saint-Saëns. Il fatto che la musica si trasforma anche nella staticità soltanto con l'aggiunta di un suono o col cambio del timbro. Riascoltate questo inizio. Chi può si ascolti la Via Crucis, ma anche basta questo Ave Maria che non fa parte della Via Crucis, per comprendere come siamo ormai in un mondo che ci porta armonicamente con questa dolcezza da altre parti, e quindi l'armonia è ormai diventato un gioco e si va verso il timbro. E passiamo all'Ave Maria su scala enigmatica di Giuseppe Verdi, un brano che Verdi scrive quasi per gioco, perché c'è stato un compositore che ha scritto questa scala, l'ha pubblicata su un giornale dicendo chi riuscirà a scrivere qualcosa su questa scala, una specie di gioco, per questo si chiama scala enigmatica, è una scala che non esiste. Ci proverà questo compositore e altri compositori, e Verdi, dato che era considerato un compositore che non sapeva, diciamo che scriveva cose semplici, il compositore dello Zoom Papà, io non credo solo per sfida, anche proprio per gusto suo personale, si dedica a questa Ave Maria. L'ascoltiamo anche questa versione sempre di Gardiner nel disco che ha fatto sul Requiem e i 4 pezzi sacri col Monteverdi Choir, e vi consiglio di ascoltarlo tutto. Io non posso farvelo sentire anche perché poi c'è il copyright e bloccano le trasmissioni, giustamente. Ascoltate come Verdi apre il Novecento. Il compositore della Traviata, il compositore
dei Vespi Siciliani, apre il Novecento con questo pezzo. Questo pezzo apre il Novecento e apre la cultura italiana verso la ricerca armonica, verso la ricerca del timbro e con uno sguardo sempre attento al passato. Ci vediamo la settimana prossima. Non sta arrivando, quindi non ci vediamo la settimana prossima. Ecco. Questo è Verdi, probabilmente l'ho già detto altre volte, se sentiste questo pezzo e non lo conoscete non pensereste mai che è di Giuseppe Verdi. C'è la scala in salita e poi in discesa, messa su tutte e quattro le voci, soprani, tenori, contralti, anzi al contrario, parte mi sembra dai contralti, bassi, tenori e soprani, e rimane sempre, vedete, voi non la sentite, però c'è una sezione che tiene la nota lunga. Ci vediamo martedì prossimo e vediamo se parleremo del romanticismo tedesco o se guardiamo qualcos'altro. Ciao a tutti.